Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati, tanta cronaca tra poco nel nostro TG, cominciamo con i titoli. L''ndrangheta in Val d'Aosta, blitz dei carabinieri, 16 arresti, preso anche il boss Bruno Nirta, detto La Bestia, in manette anche un consigliere regionale, l'operazione condotta dal ROS di Torino e dai cacciatori di Calabria. Hanno sparato in pieno giorno nel rione Fondo di Gesù il 9 gennaio scorso per rappresaglia dopo il pestaggio di un loro amico, individuati e arrestati dalla polizia grazie alle immagini girate dalle telecamere di sorveglianza. È il record di turisti stranieri per la città dei Bruzzi, che registra un più 41,5% di presenze, è quanto rivelato dallo studio di Demoscopica nel corso della giornata finale del forum sul turismo. Ignoti la notte scorsa si sono introdotti nel plesso che ospita la scuola elementare e materna di Lattarico. I ladri hanno portato via finanche le telecamere di sorveglianza e danneggiato pesantemente i locali. Il sindaco chiede aiuto al prefetto. È stato denunciato in stato di libertà un uomo di 44 anni, cittadino senegalese, accusato di aver molestato a rande giovani donne. L'accusa è di violenza sessuale continuata. Ha posato con la sciarpa della regina Lembaclé, l'attaccante del Cosenza acquistato dalla squadra Amaranto. La lunga trattativa si è conclusa ieri sera, intanto il Cosenza insegue Embalo, calciatore del Palermo. Ben ritrovati, lo avete sentito anche dai nostri titoli, anche questa edizione serale si apre con la cronaca. L''ndrangheta in Val d'Aosta, 16 le persone arrestate, in manette anche il boss Bruno Nirta, detto La Bestia. Vediamo. Eccoli durante i loro incontri, ripresi dalle telecamere dei militari che da tempo li pedinavano. Sono solo alcuni degli indagati nell'ambito dell'operazione denominata Genna, eseguita dai carabinieri del ROS e del gruppo di Aosta e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Torino nei confronti di un sodalizio 'ndranghetistico operante in Val d'Aosta, riconducibile a componenti della famiglia Nirta Scalzone di San Luca, con collegamenti in Piemonte e Calabria. Le indagini, che hanno consentito di ricostruire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico imprenditoriale del nord Italia e un giro di narcotraffico fra Spagna e Italia, sono scattate all'alba in diverse città. 17 le persone arrestate, fra cui anche l'assessore al comune di Saint-Pierre in provincia di Aosta, Monica Carcea, e il consigliere comunale di Aosta, Nicola Prettico, oltre ad un consigliere regionale, Marco Sorbara, eletto con l'Union Valdotein. Tra gli altri anche il noto ristoratore di Aosta, Antonio Tonino Raso, titolare di una pizzeria-ristorante molto frequentata e considerato promotore e organizzatore della locale di Aosta. In manetta è finito anche Bruno Nirta, detto La Bestia, un po' per la sua corporatura ma soprattutto per la feroce violenza sua caratteristica, considerato il rampollo della cosca di San Luca Nirta Scalzone, il fratello di Giuseppe Nirta, trafficante di droga assassinato in Spagna nel 2008. Per l'arresto del boss Bruno Nirta a San Luca, il ROS dei Carabinieri ha dovuto operare con l'unità speciale cacciatori di Calabria. La longa manos dell''ndrangheta dunque aveva guardato, come già accaduto in passato, oltre i confini regionali, arrivando anche sulla regione a statuto speciale che offriva molti vantaggi. Molte le conversazioni captate dagli investigatori, in cui viene dichiarato addirittura che non possiamo lasciare tutti sti soldi a sti 4 valdostani. Secondo le indagini, a capo della locale di Aosta c'era Marco Di Donato e Bruno Nirta e Antonio Raso erano i promotori, gli organizzatori del clan che aveva puntato la Val d'Aosta. Per tutti gli arrestati l'accusa è di associazione a delinquere, estorsione, tentato scambio elettorale politico-mafioso, traffico illecito di droga, detenzione e ricettazione di armi, oltre al favoreggiamento personale. L'operazione odierna prende il nome della valle di Ennom, a sud-ovest di Gerusalemme, maledetta dal re Giosia e destinata a immondezzaio della città, poiché vi ardeva continuamente il fuoco. Nel Vangelo è presa a simbolo dell'inferno.
2 arresti a Crotone per la sparatoria, ricorderete, in pieno centro, in pieno giorno del 9 gennaio scorso nel quartiere Fondo Gesù. Sono stati individuati i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Vediamo. Sono Ferdinando Laforgia, 31 anni, e Mario Cimino, di 36, le 2 persone arrestate per la sparatoria del 9 gennaio scorso nel quartiere di Fondo Gesù a Crotone. Il primo è accusato di tentato omicidio, il secondo, che era uno degli obiettivi del raid, è stato invece fermato per detenzione di arma clandestina. Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica e la genesi dell'attentato, come hanno sottolineato gli inquirenti nel corso di una conferenza stampa in questura. Il 9 gennaio, poco prima delle 13:20, Ferdinando Laforgia è sceso da un Alfa 159 imbracciando un fucile. Ha sparato contro la Fiat Panda parcheggiata di fronte al negozio di Cimino, a bordo della quale c'erano 2 persone. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato poi Mario Cimino mentre impugnava un'arma, per questo è stato arrestato. Ma qual è il movente della sparatoria? Ebbene, sarebbe stata una sorta di vendetta per una precedente rissa. Poche ore prima, infatti, dal negozio di frutta di Cimino sono usciti lui e altre 2 persone armati di bastone. Una missione punitiva? Per la polizia si tratterebbe proprio di questo. Poi alle 13:20 la sparatoria. Questa indagine è sicuramente eccellente perché nel giro di pochi giorni, a parte i controlli che continuano in quel rione, siamo riusciti ad arrestare le 2 persone che erano i competitor della vicenda. Abbiamo utilizzato anche i sistemi di videosorveglianza, non quelli cittadini, di privati, di altre aziende che erano lì, anche della stessa ditta che aveva subito l'attentato. Ovviamente speriamo che al più presto il sistema di videosorveglianza cittadino riprenda il suo corso, e quello per cui mi sono impegnato sin dall'inizio, e quello per cui anche l'attuale procuratore della Repubblica ha posto, l'attenzione. Laforgia era accompagnato da un'altra persona che al momento gli inquirenti stanno cercando di individuare, alla guida dell'Alfa, che avrebbe sparato dal finestrino utilizzando una pistola. L'ipotesi investigativa, ha detto il capo della squadra mobile, va inquadrata in un contesto più ampio che deve essere approfondito e che potrebbe riferirsi anche allo spaccio di droga. Le indagini sono in corso, ma al momento non ci sono elementi che riconducano l'evento alla criminalità organizzata. Ancora cronaca alla Lamezia per il blitz, interforza nel quartiere Ciampa di Cavallo, arresti per spaccio di droga e allacci abusivi alla rete elettrica. Vediamo. Il blitz interforze è scattato questa mattina. Il quartiere Ciampa di Cavallo, alla Lamezia Terme, una zona difficile dove regnano degrado e criminalità. Qui vivono molte famiglie rom. Oggi poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco hanno passato al setaccio il quartiere popolare. Circa 1000 gli uomini impegnati nei controlli e nelle perquisizioni tra le palazzine popolari. 2 persone sono state arrestate per allaccio abusivo alla rete elettrica, mentre altre 2 sono state denunciate. In uno degli appartamenti perquisiti, dove le forze di polizia sono riuscite ad accedere grazie all'ausilio dei vigili del fuoco, un 35enne lametino ha tentato di disfarsi di alcune dosi di droga, ma l'unità cinofila ha consentito di recuperare da un intercapedine del bagno circa 200 grammi di sostanza stupefacente fra eroina e cocaina, sostanza da taglio e circa 1.000 euro in banconote di piccolo taglio custodite in sacchetti di plastica. Rinvenuto anche un arnese artigianale utilizzato dal giovane per recuperare la droga nascosta nell'intercapedine. Il 35enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti insieme ad una donna di 50 anni, già nota alle forze dell'ordine, proprietaria di un appartamento dove sono stati trovati circa 4.000 euro in contanti. Nel corso dei controlli negli spazi comuni, inoltre, è stato rinvenuto anche un giubbotto antiproiettile. Annullata l'ordinanza di custodia cautelare per Lucia Grillo, accusata in concorso con altri familiari della morte di Matteo Vinci, deceduto in seguito all'esplosione dell'autobomba all'Imbadi il 9 aprile del 2018. La Cassazione ha rinviato gli atti al Tribunale del riesame. Vediamo.
Inaspettato colpo di scena in attesa del processo per l'autobomba di Limbadi. La prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza emessa dal GIP e confermata successivamente dal Tribunale del Riesame nei confronti di Lucia Di Grillo, 30 anni, una delle principali indagate nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo di Limbadi che costò la vita nell'aprile dello scorso anno a Matteo Vinci. La donna è accusata in concorso con i genitori Domenico Di Grillo e Rosaria Mancuso e con il marito Vito Barbara di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dell'attentato omicidio. Nei suoi confronti era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere confermata dal Tribunale del Riesame. La Suprema Corte però non è stata dello stesso avviso, annullando l'ordinanza e disponendo il rinvio al Tribunale del Riesame per un nuovo giudizio. Torna dunque in discussione la posizione della trentenne accusata di aver avuto un ruolo di primo piano nella vicenda che portò all'attentato dinamitardo contro i Vinci. Gli indagati sono tutti di Limbadi e si trovano in carcere dal 29 giugno scorso su ordinanza del GIP del Tribunale di Vibo Valentia. L'inchiesta, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Vibo Valentia e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, portò all'operazione denominata Demetra, che fece luce sull'autobomba di Limbadi che nell'aprile dello scorso anno costò la vita a Matteo Vinci ed il ferimento del padre Francesco. L'autobomba, secondo gli inquirenti, sarebbe stata la risposta di alcuni componenti del clan Mancuso, Rosaria, madre della Di Grillo e sorella dei boss Giuseppe, Diego, Francesco e Pantaleone Mancuso, alla mancata cessione di alcuni terreni agricoli da parte dei Vinci. Brutta sorpresa per il personale della scuola elementare materna di Contessa di Lattarico. Siamo nel Cosentino. Ignoti infatti sono entrati nell'istituto e hanno causato danni ingenti alla struttura, portando via anche diversi oggetti. Il sindaco Blandi chiede aiuto alle istituzioni e incita la collettività a non rassegnarsi. Vediamo. La campanella della scuola elementare e materna di Contrada Contessa di Lattarico non suona da 2 giorni, da quando, poco prima dell'ingresso dei bambini nell'istituto, il personale che ha aperto i cancelli ha scoperto le conseguenze della visita notturna da parte di ignoti. Ho trovato le doratorie tutte abbassate, diciamo, là. Ma non lo so, da spiegare che è scattato il salvavita, dico, una cosa del genere. Man mano vengo sempre qui ad aprire, diciamo, l'altra scuola. Ho notato le maccioline, diciamo, nel corridoio. Sono arrivato qui, proprio in questo posto, no? Mi sono girato, ho visto quella porta aperta là. Avevo dubbi, dico, allora il riscaldamento non partiva. Sono andato alla caldaia. Come ho visto la caldaia, è sparita la cosa. Lezioni sospese, bimbi a casa e indagini avviate per risalire l'identità degli autori della grave intrusione che ha causato danni materiali e sgomento nella comunità. C'erano delle macchioline di sangue per terra, la porta spalancata, diciamo, il locale caldaia aperto e la caldaia non c'era più, una caldaia che era stata, diciamo, acquistata da poco. Poi qui all'interno mancavano una macchinetta del caffè, fili e cavi tranciati, telecamere sparite. Il primo cittadino aveva favorito un maggior controllo del territorio comunale, interessato da una serie di colpi messi a segno in abitazioni, ma questo non ha scoraggiato i malintenzionati. Grazie a questo nostro sistema di videosorveglianza i carabinieri hanno potuto identificare un'automobile che poi si è visto era la responsabile di questi furti. Per me questo è un attacco proprio al cuore della comunità, perché è un attacco ai bambini. I bambini sono piccoli, cioè stiamo parlando di bambini anche di 3 anni, che ieri sono venuti qua e erano proprio sgomenti. Io ci sono stata, ho visto i loro visi. Di fronte a un atto del genere, il sindaco chiede l'aiuto delle istituzioni e una risposta decisa. Ora ci dobbiamo rimboccare le maniche e darci da fare subito. Infatti stanno venendo ad installare una nuova caldaia. I lavoratori in mobilità che abbiamo a disposizione al comune, bravissimi, subito si sono messi a disposizione e stanno anche ritinteggiando qualche aula. Io proprio faccio un appello a tutti perché non dobbiamo più rassegnarci. Quando succede una cosa di questo genere bisogna agire in tutti i modi. Io chiederò un incontro anche al prefetto, farò una lettera al prefetto e spero di far mettere il comune in un comitato d'ordine e sicurezza, perché noi siamo stanchi di subire una serie di angherie, di atti vandalici. Restiamo nel Cosentino perché è stato denunciato un uomo di 44 anni, cittadino senegalese, accusato di aver molestato a rande giovani donne. L'accusa è di violenza sessuale continuata. Vediamo. È accusato di violenza sessuale continuata. Il molestatore seriale denunciato è stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Rende, che dopo una serie di denunce
hanno individuato in un cittadino senegalese di 44 anni l'autore di alcune violenze subite da giovani donne fra 4 miglia e Commenda di Rende. Il modus operandi era identico secondo le denunce presentate in caserma da oltre 6 donne e raccolte dai militari dell'Arma. Attirava le ragazze con modi gentili e fare scherzoso e amichevolmente, con la scusa di vendere loro monili e oggetti etnici, una volta avvicinatosi le palpeggiava per poi fuggir via. Gli episodi sono avvenuti nell'arco di 4 giorni. L'uomo, secondo l'accusa, da domenica sera si aggirava per le strade di 4 miglia e Commenda alla ricerca delle sue prede, un copione visto e rivisto che si sarebbe ripetuto diverse volte fino al primo pomeriggio di ieri, quando su segnalazione dell'ennesima vittima è stato bloccato dai carabinieri. La donna, invitata in caserma per denunciare l'accaduto, ha raccontato che la notizia del molestatore era già stata diffusa sui social network della città e che diverse ragazze avevano scritto di aver subito le medesime attenzioni da parte dello straniero. Infatti, nel giro di pochi minuti, altre donne si sono presentate in caserma a Rende per denunciare il senegalese, che hanno riconosciuto, indicandolo come l'autore degli atti di violenza subiti. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Auto in fiamme sulla statale 106, panico ma nessun ferito a bordo, solo il conducente che è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno spento le fiamme, disagi per qualche ora alla viabilità. I carabinieri nel corso di alcuni controlli hanno scoperto 4 dipendenti in nero nel cantiere di un'impresa boschiva a Fabrizia nel Vibonese. A carico dei responsabili dell'impresa sono state elevate sanzioni fino a 18.000 euro con la conseguente sospensione dell'attività lavorativa. Nascondeva a Selvaggina, abbattuta illegalmente un uomo di 49 anni, è stato denunciato dai carabinieri per violazione delle norme sulla caccia. Oltre alla Selvaggina, che è stata poi interrata, i militari hanno sequestrato un fucile ed alcune cartucce. Sospensione per la dirigente scolastica del liceo scientifico Galilei di Trebisacce, al centro della cronaca nei mesi scorsi per lo sciopero ad oltranza degli alunni in segno di protesta contro un insegnante che avrebbe rivolto ai componenti di una classe una serie di insulti. Lo fa sapere il sindaco della cittadina ionica Franco Mundo, che augura buon lavoro alla nuova preside. A Cosenza la seconda giornata del forum sul turismo con i dati davvero interessanti di Demoscopica. Vediamo. La giornata conclusiva del secondo forum turismo città di Cosenza è iniziata con la sessione dedicata ai numeri del settore, un dato importante che evidenzia la PIL che negli ultimi anni esercita la città dei Bruzzi. Nel 2018, dato ufficiale, Cosenza ha registrato oltre 104.000 presenze con una crescita del 6% rispetto al 2017. Cosenza nel 2018 ha registrato un boom delle presenze degli arrivi stranieri rispetto al 2011 con oltre 21.000 presenze. Stiamo parlando di un aumento delle presenze del 23% e di un aumento degli arrivi di oltre il 41%, quindi dati estremamente importanti. Cosenza ha visto tra le 12 destinazioni la presenza di molti polacchi, turisti degli Stati Uniti, Francia, Germania, Argentina, Spagna, insomma da questo punto di vista una contaminazione di provenienza multigeografica, non soltanto legata a quello che si poteva pensare inizialmente a un turismo di prossimità, cioè legato soltanto alle regioni o alle aree limitrofe alla città. L'indagine di Demoscopica ha rivelato anche che il 55% dei cittadini ritiene positive le politiche per il turismo messe in atto dall'amministrazione comunale.
Dati assolutamente positivi, non solo in termini di incremento di presenze, ma soprattutto in termini di percezione dei cittadini sull'importanza di aver investito in termini turistici. Quella che sembrava una scommessa dell'amministrazione viene invece oggi percepita proprio dalla città come importante per lo sviluppo sociale ed economico di Cosenza. Altro dato importante emerso dall'indagine è che 9 cittadini su 10 ritengono il turismo un settore importante per la crescita sociale ed economica del territorio. Sanità adesso, braccio di ferro tra medici e Codacons. L'associazione dei consumatori chiede alla Guardia di Finanza di verificare le dichiarazioni dei camici bianchi. Vediamo. Siamo al braccio di ferro tra il Codacons e i medici. Il responsabile regionale dell'Associazione dei Consumatori, Francesco Di Lieto, la chiama Operazione Trasparenza. Sì, Operazione Trasparenza relativa ai rapporti tra medici ed aziende farmaceutiche. Così, dopo aver diffuso nei giorni scorsi sul sito del Codacons l'elenco dei camici bianchi calabresi che tra il 2015 e il 2017 hanno ricevuto finanziamenti dalle multinazionali del farmaco, il Codacons ora va oltre, chiedendo alla Guardia di Finanza e alle aziende sanitarie territoriali di controllare le dichiarazioni dei medici per verificare se i soldi percepiti per convegni o altre attività legate all'industria del farmaco siano state regolarmente denunciate ai fini fiscali. Nessuna caccia alle streghe, precisa Di Lieto, rimandando al mittente le accuse dei camici bianchi, degli ordini provinciali e delle federazioni che farebbero bene, conclude la nota del Codacons, ad appoggiare la nostra iniziativa senza chiudersi in una difesa corporativa della categoria che di certo non avvantaggia gli utenti del servizio sanitario. Siamo allo sport, è il giorno di Baclea a Reggio, intanto il Cosenza insegue Mbalo, calciatore del Palermo. Vediamo. Sorride tenendo in mano la sciarpa della sua nuova squadra, l'Embaclè, che da oggi è ufficialmente un calciatore amaranto. La notizia era nell'aria da giorni dopo il saluto e il tributo dei tifosi rossoblù nell'ultima gara che il francese ha giocato al San Vito Marulla con l'Ascoli. Ieri sera un video sulla pagina Facebook della regina aveva fatto già esaltare i tifosi in riva allo stretto, ma solo in mattinata il club di Viale Magna Grecia ha diramato il comunicato che ha annunciato la sua cessione. Oggi assisterà dagli spalti alla gara con la Viterbese e già in settimana sarà a disposizione di mister Cevoli. Un saluto a tutti i tifosi della regina, ci vediamo stasera tutti al granile. Ciao, un abbraccio, ciao ragazzi. Questo è il quinto arrivo dall'avvento del presidente Luca Gallo, che nei giorni scorsi ha convocato la stampa per rendere noti gli obiettivi. Il mio obiettivo è quello di entrare nei play-off e di giocarmela subito. Poi se non riusciamo a salire subito, dirò che fa parte della programmazione. Intanto la cessione dell'attaccante deve per forza significare arrivi in casa Cosenza. Servono 2 giocatori offensivi, uno con le caratteristiche della seconda punta veloce e l'altro classico centravanti di peso. A centrocampo va inserito anche un elemento di spessore e un esterno basso. Imminente la firma del difensore centrale Risto, proveniente dalla Bulgaria. Per l'attacco prende quota la pista che porta a Sissé e poi per il centrocampo l'ex Brescia e Mbalo. Il Crotone, dopo Spolli e Tomislov, pensa a valorizzare Karsbo. Dopo la bella prestazione con il Cittadella restano ancora 9 giorni per cercare di puntellare le rose e rinforzare gli organici prima della fine del calciomercato sessione invernale. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Nella giornata di mercoledì una massa d'aria fredda di origine artico-marittima, distaccatosi dal vortice polare, tenderà a scivolare verso sud su Gran Bretagna e Francia, raggiungendo poi il Mediterraneo occidentale e la Sardegna nella giornata di giovedì, quando genererà una profonda bassa pressione al suolo, addirittura con minimi nel momento clou inferiori ai 980 hectopascal. A partire presumibilmente dalla seconda parte di giovedì un peggioramento del tempo intenso sulla nostra regione, dove quindi si prevedono piogge intense, grandinate e nevicate abbondanti sui monti.
Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani sin dal primo mattino rapido aumento della nuvolosità con piogge diffuse e abbondanti su tutto il territorio, in particolare sui versanti ionici, dove assumeranno anche forma temporalesca e grandinigena. Tali precipitazioni in serata si concentreranno su Catanzarese, Crotonese e Cosentino. Nevicate anche abbondanti sui versanti orientali dei monti oltre 1100-1200 metri, con quota neve in calo nel corso della serata, temperature in diminuzione nei valori massimi. Passiamo ora ai mari e venti. Domani venti moderati da scirocco ovunque, con mare molto mosso lo Ionio, mosso il Tirreno centro-settentrionale, tra poco mosso e mosso quello Vibonese e Reggino. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.